Buongiorno da Rosolina, buongiorno da Leandro Maggi. Cala il sipario dell'antica sagra di San Rocco, cominciata sabato 12 come anteprima con la Paella di solidarietà e l'esibizione della Filarmonica della città Vincenzo Bellini. Gruppo, tantissime persone che collaborano per questa festa. Naturalmente voi avete fatto, tra le altre cose, anche il 12 di agosto abbiamo iniziato la sagra di San Rocco con una bellissima iniziativa che anche il comune ha accolto favorevolmente. Abbiamo fatto una serata a tema a base di paella con lo chef Luca Aston e il devoluto, il ricavato, andrà in beneficenza a Città della Speranza. Dal 13 poi abbiamo iniziato con il nostro stand gastronomico classico e le serate stanno andando bene grazie a tutti i volontari che ci sono qua. Domenica 13 sul palco antistante il municipio si sono esibiti gli artisti di Broadway Express, la febbre del musical. Lunedì 14 Stelle a passo di danza con la regia della scuola di ballo di Taglio di Po Demis Mara Dance, che ha portato nella città alcuni campioni nazionali di balli standard e liscio come la coppia Michelle Maritain e Andrea Bolzoni di Verona, Federica Brezzo e Eric Test di Torino, oltre alle giovanissime vice campionesse italiane di folk show Giorgia, Jenny, Aurora e Alice, il talentuoso Matteo Bellan e il giovanissimo Luca con le fruste di Rimini. Il giorno di Ferragosto l'orchestra Bagutti, con i suoi 10 elementi ed un palco degno dei migliori show televisivi, ha incantato con la bravura degli interpreti e dei musicisti. Cosa sono stati questi 5 giorni, Assessore? Sono una festa importantissima, la nostra sagra di San Rocco, sono tantissimi anni che si fa e questa sera direi che è una serata riuscitissima, un complesso veramente importante, un complesso bravissimo, ha portato un sacco di gente e veramente una serata riuscita come quella di ieri e sicuramente come sarà quella di domani. L'antica sagra è terminata mercoledì 16 agosto con la solenne messa celebrata da Sua Eccellenza il Vescovo di Chioggia Giampaolo Dianin e la processione accompagnata dalla banda cittadina e l'esibizione dei Rodigini, orchestra spettacolo che porta il nome della nostra provincia in giro per l'Italia e l'Europa. Come sempre, giusta conclusione, i consueti fuochi d'artificio con le migliaia di persone presenti a testa in su.